Negli ultimi 10 anni ho studiato e lavorato con persone che soffrivano di dolori persistenti al collo, alla schiena, ovunque. Io sono stata una di quelle persone. Ho scoperto questo, che le persone che risolvono una problematica e arrivano alla guarigione si comportano totalmente diversamente da quelle persone che in realtà rimangono in stallo lì dove sono. E non perché le persone che non guariscono sappiano di meno rispetto alle persone che guariscono, perché a parità di informazioni sappiamo che è il comportamento, sono le abitudini che devono cambiare. Ovviamente la tua credenza deve cambiare, del come ti comporti con le persone, ma di come ti comporti con te stesso, di quanta pressione ti stai mettendo addosso. Le persone che sono arrivate a un risultato di guarigione, e non dico quelle che hanno avuto zero sintomi dopo 6 mesi, ma quelle persone che dopo 6 mesi, facendo un percorso di questo tipo, mirato a loro stesse, al loro cambiamento, dopo 6 mesi sono riuscite a fare tutte le attività che 6 mesi prima non facevano, perché non le facevano per paura che qualcosa andasse storto. Non le facevano perché non riuscivano a compiere un'azione, magari a camminare in montagna senza dolori. Ecco, le loro credenze stavano stoppando queste persone perché non facevano neanche un inizio della camminata in montagna, per esempio, o non andavano in palestra perché pensavano che la palestra stessa dasse problemi ulteriori nei giorni seguenti. Ecco che non riuscivano ad entrare in questa visualizzazione di sentirsi già ok. L'obiettivo quindi era di mettersi scritto per scritto ogni giorno qual era il risultato che volevano da qui a 6 mesi. E ogni giorno, visualizzando quella persona che scrivevano nel foglio, riuscivano a proiettarsi verso quel futuro con un'attitudine totalmente diversa da quelle persone invece che si piangevano addosso dicendo oggi non sto bene come ieri, oggi ho male come ieri, se non di più di ieri. Quindi il focus non era tanto a come sto oggi, ma a chi voglio diventare, a come sarò tra 6 mesi e portare quelle persone, quelle cose all'interno di sé, anche per 10 secondi, anche per 30 secondi. Molte persone hanno preso questa abitudine facendola 10 minuti al giorno e in 6 mesi sono arrivati a raggiungere quegli obiettivi e questa la chiamiamo guarigione.